Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vediamo, da come avete visto nella mascherina principale, come organizzare un viaggio, una vacanza o una ferie o un periodo di weekend, no? Perché alcuni mi hanno scritto o telefonato o in PVT, in privato, o messaggiato o su WhatsApp per sapere se gli andava bene un viaggio a quel periodo, o prendevano l'aereo o il traghetto, la nave o anche un giro in moto e volevano sapere se sarebbe andato a buon fine. E allora oggi il vostro Marietto vi farà vedere 2 o 3 possibilità per usare la radiostesia per controllare se il viaggio andrà bene, andata e ritorno, perché è qualcosa che mette sempre un pochettino in allarme un po' tutti, a sapere se non avranno problemi con la moto, con la macchina, con l'aereo, col traghetto, col treno, a piedi, in autostop. Insomma, bisogna sempre controllare e la radiostesia ci viene in aiuto. Quindi iniziamo subito, ma prima di iniziare vediamo un po' di fare il solito annuncio. Se non vi siete ancora iscritti al canale di The Garden Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel nostro gruppo di Telegram, dove alle 20:30 di lunedì abbiamo sempre degli incontri di studio sull'esoterismo. Bene, quindi per iniziare vediamo un po' come cercare di attivare o diciamo impostare una vacanza, una potenziale vacanza, e anche il periodo migliore possiamo sempre chiederlo al pendolino. Quindi la prima cosa è vedere se questo percorso, cioè questa ricerca radiostesica, va bene per noi. Quindi nell'eventualità mettiamo qui il nostro testimone, o testimone di chi ci chiede se va bene fare una vacanza, e chiediamo se questa ricerca o indagine radiostesica va bene per noi. E vedete che il pendolino ci dice sì. Quindi se noi dovessimo, non so, cercare di fare una vacanza per andare in Spagna o andare in Italia, vediamo che il pendolino ci dice che questa indagine va bene per noi, vedete? Bene. Quindi a questo punto togliamo il nostro testimone. Vi ricordo comunque che questi quadranti radiostesici o circuiti radionici possono essere scaricati gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org. Fatto questo, passiamo al prossimo. Al prossimo, magari, se abbiamo la possibilità di scegliere il mese quando partire, vedete questo quadrante radiostesico per i mesi dell'anno, possiamo decidere, ad esempio, chiedere al pendolino, sempre mettendo il nostro testimone, qual è il mese migliore per andare a fare una piccola vacanza. In teoria potremmo anche chiedere qual è il posto migliore, ma ipotizziamo che noi vogliamo andare in Spagna. E se noi abbiamo la possibilità di scegliere il periodo, vedete che ci dice che il periodo migliore per noi è tra maggio e giugno. Comunque ci dice maggio, vedete? Bene, a questo punto sappiamo che questa è un'indagine che va per noi, sappiamo che il mese migliore è per maggio di partire, e vediamo come sarà questo viaggio, perché potrebbe essere pericoloso oppure favorevole. Quindi mettiamo sempre il nostro testimone e chiediamo al pendolino come sarà questo viaggio che faremo a maggio, e vedete che il pendolino ci dice che sarà favorevole, vedete? Tra favorevole e molto favorevole. Quindi se noi andremo in maggio, molto probabilmente con qualsiasi mezzo, sarà sicuramente un bel viaggio, molto favorevole. Bene, fatto questo, quando abbiamo visto che anche il viaggio in maggio sarà molto favorevole, possiamo andare a vedere proprio se noi non ci crediamo che sarà favorevole, o ipotizziamo che vogliamo essere sicuri al 100% che non ci succeda niente. Il vostro Marietto Veneziano, sapete che ha fatto anche, se uno prende l'aereo, ha fatto anche questa mappetta in cui si può vedere una cosa molto importante, la durata della vita. Quindi se non ci crede al pendolino, può prendere questo disegno, questa mappetta, e può vedere nella sua mano direttamente, se è mancino o destro, può vedere sulla destra
la durata della vita, così è sicuro che il viaggio, se lo fai in aereo, molto probabilmente andrà a buon fine sia l'andata che il ritorno. Vedete? O adesso dico una battuta che fa ridere, comunque se prendete l'aereo cercate di imbarcarvi con uno che ha la linea della vita lunga, non è una battuta ma è così. Bene, dopo fatto questo, analizzato che il viaggio andrà molto bene e adesso in modo ironico abbiamo controllato che il vostro marietto vi consiglia sempre di prendere l'aereo o la nave con uno che ha la vita lunga, vi dice anche di vedere col circuito per l'orario quale sarebbe l'orario migliore da prendere per iniziare il viaggio. Voi potete controllare, perché magari potrebbe succedere qualsiasi cosa durante il viaggio. Ipotizziamo che voi sapete che andate in macchina perché avete già chiesto al pendolino che vi muovete in macchina e lui vi dice che l'orario migliore è alle 7, quindi voi mettete il vostro testimone e gli chiedete qual è l'orario migliore per partire o in macchina o in moto. Chiaramente se si tratta di aerei e di navi è un altro discorso. Vi ho fatto questa pillola perché molti quando partono o organizzano per le vacanze sono sempre un pochettino titubanti, dubbiosi. Bene, fatto questo, il vostro marietto vi dà un altro consiglio. Vi dà il consiglio di fare la vostra meditazione e concentrandovi sempre sulla croce cosmica. Fatevi bello vetto e poi implementate la croce cosmica dentro di voi. Per chi non sa come fare l'ovetto luminoso e implementare la croce cosmica, il vostro marietto vi invita ad andare a vedere la pillola nel suo canale. Bene, cari amici, e anche per oggi il vostro marietto ha finito questa pillola. Vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!